lo sa bene qualcuno se ha di voi, come dire, seguito e ha seguito il movimento femminista, cioè allora questo era un elemento molto ricorrente, no? Allattare i figli e fare maglia. Io anche sul secondo non ho mai, a parte che non, ecco, questa cosa che si faceva maglia alle riunioni, no? Per rivendicare, come dire, le nostre identità multiple. Vi ho parlato dei linguaggi, ecco, un suggerimento che vi posso dare è che le giovani generazioni sono molto interessate a seguire. Non so se in tempo di pandemia ovviamente è stato un gioco forza, non vanno solo di moda, ma sono molto interessanti i podcast, non so se ne avete mai, ecco. Allora, proprio ieri in treno ne ho sentito uno. Noi al Polo del Novecento lavoriamo molto con Cora Media, si scrive CH ora Media. Cora Media è diciamo una società che ha fondato in tempo di pandemia Mario Calabresi, credo che voi saprete chi sia, giornalista, figlio di ex direttore della Repubblica. Mario Calabresi ha fondato questa società tutta di giovani che si ispira, come dire, a un linguaggio molto innovativo che sta fra la narrazione e l'uso delle fonti, delle immagini, eccetera. Noi abbiamo realizzato l'anno scorso un podcast che si chiama 15 minuti, poi vi darò il riferimento, un podcast su Tina Anselmi, proprio a partire da quei 15 minuti. È una nostra giovane ricercatrice che parte da questo dialogo fra Iotti e Anselmi. In questi 15 minuti cosa avrà pensato Tina Anselmi? E lei prova a immaginare che avrà pensato alle battaglie durante la Resistenza, alle filandere che seguiva, alle scuolette dove andava a insegnare. Cioè, in 15 minuti forse le passa tutta la vita davanti e decide se sfidare la sorte o meno. E proprio ieri è uscito un bellissimo podcast di Cora Media, allora ve lo dico in diretta, proprio Cora Media podcast, voi se andate li trovate adesso, va bene. 1 febbraio 1945, vi dirà qualcosa questa data, oggi è il 2 febbraio, con un decreto firmato da Umberto di Savoia le donne italiane di almeno 21 anni ottenevano il diritto al voto e votano per la prima volta, non al referendum, ve l'avrà detto Livia Turco, monarchia repubblica, ma alle amministrative del 1946. Pochi sanno, qui loro l'hanno detto, ma lo sappiamo anche molti di noi, che ottengono il diritto al voto, ma non a essere votato. Il decreto regio si dimentica una cosa. Allora, le donne hanno diritto al voto, ma non hanno diritto ad essere votate, che è una piccola contraddizione. Poi avranno il diritto anche ad essere votate nel 48. L'unica categoria che non ha diritto al voto femminile qual è? Le prostitute, perché vedete un po', non erano considerate donne degne. La lunga marcia, vedi, la lunga tortuosa, piena di pregiudizi sulle conquiste delle donne. Ecco, un viaggio dispari l'hanno chiamato questo viaggio le giovani ragazze di Cora Media. Ecco, non hanno diritto al voto le prostitute perché non sono ritenute donne serie. E siamo qui nella Sala Anselmi e non posso non ricordare una grande battaglia che Tina Anselmi ha condotto con altre donne, con un'altra donna veneta, una delle madri costituenti. Nella vostra regione avete delle donne meravigliose, si chiamava Lina Merlin.
avvocata, socialista, più grande di Tina Anselmi, ma molto amica di Tina Anselmi. Tina Anselmi nei primi anni della ricostruzione a Roma con altre donne, c'è questa immagine bellissima che io riprendo nel mio libro, in Lambretta. Ve le immaginate queste donne più o meno giovani, perché anche la Merlin, che aveva una certa età, in Lambretta in giro per la città, sempre affamate, con pochissimi soldi, eccetera, a difendere i diritti delle prostitute, perché Lina Merlin farà della sua esistenza la battaglia per un diritto che oggi viene rimesso in discussione, non dico da chi e da quale partito, ma tanto lo sapete, si capisce. Allora, Lina Merlin combatte nei primi anni 50 anche contro il suo stesso partito, che dice: ma guardate, le prostitute sono sempre esistite, dicono i suoi dirigenti, i colleghi, i senatori, ma che cosa vuoi intestardirti ad abolire le case chiuse? Si chiamavano così le case di tolleranza. È meglio tenerle chiuse che non si vedano, perché non è una bella vista questa cosa, ma tanto, no? Quindi lei si trova sola e si intestardisce, ne fa una battaglia contro tutte e tutti, sostenuta anche da donne comuniste e cattoliche come Tina Anselmi. Qui sono le battaglie trasversali per i diritti. C'è un'immagine che io cito nel libro e in altri saggi che ho scritto, che io trovo potentissima. Perché si chiamavano case chiuse? Perché non si aprivano mai le ante, si stava sempre al buio, che non si dovevano vedere, e queste donne non uscivano mai da queste case, quindi avevano malattie, problemi alla pelle, alle ossa, eccetera. E cosa fa la Merlin, ma altre donne con lei? Ma la Merlin sceglie il giorno in cui vengono abolite le case chiuse, di arrivare in una casa chiusa e di aprire le finestre, che è un'immagine bellissima, che a me fa venire la pelle d'oca, perché ogni volta che penso al buio, no, di queste donne, che però qualche anno prima non hanno neanche il diritto al voto, perché non sono considerate degne, Maria diceva poco serie, che è un eufemismo, si può dire anche di più. Sempre prima, chiacchierando con lei, suggerivo, ma Maria ha già iniziato a leggerlo e potrete farlo anche voi, nella bibliografia che vi ho proposto, credo che ci sia, spero di averlo messo, Mirella Serri, forse non c'è perché l'ho appena, poi è appena uscito, ma l'ho letto. Ci sono due libri molto interessanti che sono usciti nel centenario della Marcia su Roma, uno di Francesco Filippi, Mussolini ha fatto anche delle cose buone, e adesso mi sfugge il titolo esatto, ma tanto in rete Mussolini ha fatto molto per le donne. Bravissimo, Mussolini ha fatto molto per le donne. Questi due titoli sono titoli un po', come dire, ironici, anche se Mirella Serri dice davvero ha fatto molto per le donne, per costruire stereotipi, luoghi comuni, una rappresentazione delle donne. In questo libro molto ben costruito ci racconta, voi direte, il rapporto di Mussolini con le donne, non solo i rapporti amorosi, perché sappiamo nella vulgata che Mussolini era un grande tombeur de femme, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa ha fatto per le donne? Come ha costruito, rafforzato stereotipi e luoghi comuni che in realtà ancora oggi fanno parte del nostro substrato, della nostra vita, cioè quanti modi di dire arrivano perché in modo molto intelligente Mussolini ha preso da
amanti che ha avuto, soprattutto nella prima fase, pensiamo all'Angelica Balavanov, socialista ebrea russa, un personaggio straordinario, che diventa molto amica in esilio di Maria Giudice. Ha avuto un'amicizia tumultuosa con Anna Kulishov, la compagna di Turati, ma soprattutto ha avuto una relazione che lo ha profondamente forgiato con una grandissima, straordinaria, che solo adesso è stata rivalutata, storica dell'arte, Margherita Sarfatti, ebrea, che poi con le leggi del 38 neanche più Mussolini riesce a salvare, emigrerà in America, eccetera. È come se quest'uomo avesse assorbito da queste donne per poi rilanciare una rappresentazione, perché poi l'ultimo periodo con una donna di 26 anni, la Claretta Petacci, molto molto diversa dal punto di vista culturale rispetto a queste donne, ma con la madre dei suoi figli, di alcuni dei suoi figli, perché sapete che ne ha avuti tantissimi illegittimi, tra cui il famoso Benito, figlio della Del Ser, questa un'altra donna veneta, sarta, bellissima, eccetera, che lui ha fatto ricoverare insieme al figlio in un manicomio e che poi è morta a 36 anni di abusi, di torture, di elettroshock, eccetera, perché sapeva troppe cose. Ecco, questa grande capacità di assorbire e rielaborare e riportare. Allora, tutti, quanto tempo ancora? Non ho tutto il tempo che vuoi. No, poi mi fermo un po' a farvi domande, perché in realtà la scaletta è completamente diversa, ma allora dicevo, rispetto, però poi resta la rappresentazione della madre d'Italia, che è Rachele Mussolini, madre dei suoi figli riconosciuti, che è un altro modello di donna, che è l'alter ego di Petacci, giovane e bella, e l'alter ego di Margherita Sarfatti, che è donna più grande di lui, questo è un luogo comune, no? Molto più grande di lui, e coltissima. Lei gli insegna a comportarsi, gli fa leggere libri, lo accompagna alle mostre, lo invita a teatro, costruisce quel modello d'uomo. Cioè Mussolini è poi modello che poi sfugge addirittura a Sarfatti, perché poi sappiamo che Mussolini e tutte quelle cose di cui abbiamo saputo e letto. Però queste donne contribuiscono a forgiare una modalità di rapporto con le donne. Allora c'è la donna amante, no? Luoghi comuni a go-go, la donna amante, la moglie intoccabile Rachele, che si presenta come la moglie dimessa. Voi sapete che Rachele è praticamente analfabeta, quindi è un po' l'alter ego, ecco, di Sarfatti, che però nella rappresentazione della madre dolorosa, no? Dimessa, eccetera, è la rappresentazione di un pezzo della nostra Italia, dove le madri assurgono a la vedova di guerra, eccetera. Questi luoghi comuni che portano a oggi molti stereotipi che non andiamo a riprendere, ma anche qui io non faccio un intervento, come dire, squisitamente politico, ma mi permetto di segnalare che portano a rappresentare oggi una modalità che io ritengo che è quello di una donna o di un uomo solo al comando, cioè senza citare chi è la donna sola al comando, che decide di autorappresentarsi e di dare l'indicazione ai media, che tra l'altro non sempre rispettano, di usare il maschile nella sua definizione, il Presidente del Consiglio. Allora, questo è un elemento che ci deve far riflettere,
con tutto il lavoro che è stato fatto in Italia, all'estero, in Europa, eccetera, oggi c'è una donna che ha rotto il soffitto di cristallo, il tetto di cristallo, perché è la prima donna Presidente del Consiglio, quindi noi diamo atto ad un passaggio, come dire, storico straordinario, che però, come dire, rifiuta qualsiasi modello di autorappresentazione al femminile. Cioè il definirsi, no? È come se Tina oggi, presentandomi, avesse detto: il direttore della Fondazione Vicentini, Marcella Filippa, è uno storico. Io rivendico invece la declinazione al femminile. So che anche nel sindacato non tutte le donne, ma su questo ognuno è libero di, no? Però le parole, c'era una scrittrice negli anni 60 che ha ispirato moltissime femministe, una scrittrice francese che si chiama Marie Cardinal, Le parole per dirlo, credo che è un libro che molte della nostra generazione, molte donne l'hanno letto. Le parole per dirlo, perché le parole sono importanti, le parole definiscono, cioè dentro il polo del Novecento, siamo 22 istituti, il polo ha 6 anni e mezzo di vita, ecco, è giovane, ci sono diverse, anche qui è una riflessione, i presidenti sono tutti uomini, perché il presidente è il legale rappresentante, è quello che maneggia i soldi, quello che ha un ruolo politico. I direttori, che hanno un ruolo scientifico, culturale, di promozione, eccetera, cominciano ad essere anche donne. Mi ricordo i primi anni, io orgogliosamente firmavo la direttrice e c'erano alcune direttrici che invece rivendicavano il fatto di essere chiamati direttori. Perché? Perché direttore è più autorevole, cioè se io ti chiamo direttore tu vali di più, perché la direttrice evoca, sì è vero che evoca la direttrice signorina da sposare, burbera, degli orfanotrofi, del libro cuore, eccetera, però dobbiamo anche andare, anche noi donne dobbiamo in qualche modo riflettere su immagini che sono antiche, vecchie, le brutte direttrici zitelle degli anni o le maestre, no, ecco. Però c'è un problema anche di potere, è anche di potere, quindi se io mi autorappresento, mi definisco direttrice o assessora, ecco, anche nella nostra città ci sono assessore, donne che invece rigorosamente vogliono farsi chiamare in una declinazione al maschile, perché è brutta, dobbiamo anche abituarci. Allora, perché maestra, bidella, operaia, pettinatrice sono parole declinate al femminile? Perché è vero che sono lavori e mestieri quasi esclusivamente al femminile e quelle le diamo per scontato. Quando però aumentiamo la responsabilità, l'immagine, il ruolo, facciamo fatica, dottore, dottoressa, avvocato. Ecco, ho fatto l'altra settimana un incontro perché stiamo programmando un incontro molto importante sui percorsi di riabilitazione in carcere, sulle borse di studio per detenuti, eccetera. Io sono rimasta colpita perché ha partecipato a questa riunione una famosa avvocata che si occupa di semilibertà, una donna. Io quando ho dato la parola ho detto l'avvocata e lei ha detto no scusi, mi correggo, l'avvocato. A me sembra che oggi sia anche un po' forse ridicolo, no? Affermare un'autorappresentazione tutta declinata al maschile, come se il segretario, ma vale di più
adesso magari tu ti firmi il segretario. Ci stavo pensando prima. Mannaggia, ho detto qualcosa che... vabbè, magari uno... Allora, molti anni fa, all'inizio della mia carriera, lo confesso, firmavo direttore e poi cambiai i bigliettini da visita perché feci una riflessione che mi aiutò proprio una donna che faceva parte della commissione pari opportunità della regione. In un incontro lei mi disse: ma guarda che... E quindi buttai via quei biglietti da visita, il direttore, e cominciai a firmarmi la direttrice. Memore, e poi concludo e faccio magari parlare voi, memore di un'esperienza appena laureata, sono i primi incarichi che uno accetta anche un po' tutto, sono passati tanti anni, si può dire, ma non in nome del professore, accettai una proposta appena laureata con la dignità di stampa, eccetera. Questo famoso barone mi chiamò, mi disse, perché ovviamente i baroni ti davano del tu, cioè, no? Mi disse: guarda, c'è un posto da ricercatore all'Italgas per lavorare ad un progetto sul nuovo archivio e chiamerei te e un altro ragazzo. Avevamo un incarico per un anno. A queste riunioni con i dirigenti dell'Italgas, il delegato, l'amministratore delegato, eccetera, succedeva sempre questo. Noi entravamo e il mio collega, che aveva la mia età, veniva chiamato dottore e io venivo chiamato signorina, cioè, che era una roba vera, signorina. Così come molti anni dopo in Sicilia io dirigevo una collana, non dico perché casa editrice editoriale, sul tema delle donne. La casa editrice invitava tutti i direttori di collana, che venivano sistematicamente chiamati professore, anche se non lo erano, e io venivo chiamata signora. E questo, cioè, che non era offensivo, però, cioè, in Francia tutti vengono chiamati monsieur o madame, sia che sei Macron, sia che sei il monsieur che fa il portiere di notte. In Italia non è così. Se sei un uomo sei professore, se sei una donna, poi col passare degli anni diventai signora, prima ero signorina. Allora, memore, ci fa un po' sorridere, però cioè, io ero dottoressa, laureata, dottorata, come il mio collega, però lui era dottore e io ero signorina, e le battute, ma che bella signorina, poi magari non ero bella, cioè che erano fuori luogo, perché io lì venivo per raccontare il mio lavoro di progettazione. Ecco, potrei andare avanti fino a stasera.